Siamo con il sindaco del comune di Cinto Euganeo, paese dove risiede Giancarlo Galan, che è stato coinvolto in quest'ultimo periodo nell'inchiesta sulle tangenti del Mose. Un suo commento. Guardi, noi aspettiamo ovviamente le decisioni della magistratura e le indagini sono in corso. Quello che io chiedo ovviamente è che si faccia presto luce di questa situazione che è anche un po' antipatica per tutti, insomma, nel senso è un po' così, lascia un po' perplessi tutti quanti. È chiaro che in questa situazione di crisi, di coinvolgimenti di tutte le persone, una grave crisi economica, sentire parlare di cifre che si sentono parlare lascia basiti quantomeno, insomma. È giusto che facciamo chiarezza fino in fondo e che facciamo chiarezza velocemente, però, perché non possiamo lasciare in un limbo, sia in un senso sia nell'altro, famiglie, persone che devono ovviamente avere una chiarezza delle loro posizioni. Ecco. Lei conosceva personalmente Giancarlo Galan? Io lo conosco bene, insomma, nel senso è qua come una persona tranquilla che non ha mai dato problemi, molto alla mano, nel senso molto disponibile con tutti, nel senso senz'altro non una persona con la puzza sotto il naso, molto disponibile, insomma. È chiaro che la questione umana, personale, esula da tutta una serie di considerazioni che vanno fatte o si faranno nel proseguo, insomma. Speriamo che questa indagine, questa verifica che si sta facendo, le autorità stanno facendo, ovviamente chiarisca ogni tipo di posizione. Lui frequentava il paese o comunque i cittadini, come l'hanno presa secondo lei? Ma guardi, diventa difficile dare un giudizio. È chiaro che i cittadini vivono questa situazione in maniera con disagio, nel senso che noi siamo comunità che a noi non interessa andare alla ribalta per queste questioni, ci sono altre questioni che sono più importanti per noi. E c'è un disagio di fondo, nel senso un disagio che viene provocato da una situazione economica difficile, che si ripercuote anche qua, con cifre che ballano, che non sono per niente alla portata di ognuno di noi. Noi speriamo che si chiarisca tutto al più presto, che in un modo o nell'altro ci sia una chiarezza sia per la persona Galan, sia per la sua famiglia e sia per ogni situazione che è ancora da definire. Questo io rinnovo l'appello di fare presto, perché la persona e la gente hanno bisogno che ci sia chiarezza e che ci sia anche la comprensione della verità.